Buonasera e bentrovati in Fatti Nostri, l'attualità vista da nord-est. Se dovessimo fissare una partenza della prossima campagna elettorale per le elezioni regionali, potremmo stabilirla in quest'ultima settimana di ottobre. A tagliare il nastro di partenza è stato sostanzialmente il leader della Lega, Umberto Bossi, che uscendo da un incontro con il Presidente del Consiglio Berlusconi ha dichiarato che l'accordo è fatto, il Veneto va alla Lega. Vero, falso, semplici prove di campagna elettorale? Certo è che di un'alternanza tra PDL e Lega si parla già da tempo, già da quando si profilava un ministero per il Presidente Galan, scivolato poi nelle mani del Ministro Luca Zaia. E cosa accade invece in una sinistra segnata da qualche motivo di preoccupazione, possiamo proprio dire qualche sconquasso di non poco conto, anche se lontano da Venezia e dal Veneto? In ogni caso, prima delle candidature c'è da fare anche un ragionamento sulle alleanze che sono tutt'altro che ben definite, almeno nel centro-destra. Verrebbe tanta voglia di sperare che prima di tutto questo si riuscisse a fare anche un ragionamento ben più rilevante che riguarda la politica, vale a dire quali saranno i programmi, che cosa si farà davvero, intorno a quali programmi si coalizzeranno poi le forze politiche. Di tutto questo parleremo questa sera in Fatti Nostri con i nostri ospiti che vi presento tra poco. Dopo aver ascoltato prima di tutto, come facciamo di solito, la voce della gente per sentire così nella piazza in un giorno qualsiasi che cosa si dice di questo momento politico in generale e anche naturalmente delle elezioni regionali. Francesca Iuculano è andata in una piazza particolarmente significativa, visto che parliamo proprio di questo, che è la piazza di Treviso. Sentiamo cosa hanno risposto. Il prossimo anno si va a votare, lo sapeva? Sì, certo, ne stanno già parlando. Secondo lei tutti quanti gli scandali che stanno accadendo a livello politico in questo periodo, vedi ad esempio Marazzo, potranno influire sul voto? Ma io penso proprio di sì, anche perché sicuramente sono cose fatte ad arte. Io credo che una persona che fa politica o comunque un personaggio pubblico dovrebbe essere valutato non per la propria vita privata, ma come chiunque altro in qualsiasi ambito lavorativo deve essere valutato per quello che è il suo lavoro, il suo operato, non per la sua vita privata. Cioè al di là che è un personaggio pubblico, ma anche se un mio collega di lavoro andasse con i trans invece che con omosessuali o tradisse la moglie sono credo fatti suoi. Bossi si dice convinto che la Regione Veneto avrà come prossimo presidente un leghista, secondo lei è possibile o no? Me lo auguro, certamente, almeno il Veneto, cioè, visto che raccoglie un quantitativo tale di voti, speriamo di portare a casa qualcosa insomma, di concreto. Come vede la politica italiana in questo momento? Un po' malata. Se lei dovesse definire la politica italiana, che aggettivi è? Schifo. Quindi un disastro. Disastro assoluto, da tutte le parti, non c'è nessuno che si salvi. Bossi è convinto che la Regione Veneto andrà alla Lega, secondo lei è possibile? Penso sia sicuro, secondo me, da quanto si dice ultimamente. Se lei dovesse descrivere la politica italiana in questo momento, dovesse fotografarla, che cosa direbbe? Buio, difficile da definire. Secondo lei tutti quanti gli scandali da Marazzo a molti altri che in questo periodo stanno uscendo in continuazione potranno influire sulle votazioni del prossimo anno? A livello emotivo senz'altro per una certa fascia di elettorato, però diciamo non in modo determinante. Lei è inglese, secondo lei tutto quanto questo caos che sta succedendo nella politica italiana, da Marazzo che si è dimesso presidente della regione Lazio a tanti altri scandali, influiranno sul voto del prossimo anno? Ma diciamo che penso che qui in Italia sono anche abbastanza abituati, diciamo, fra virgolette, a questi scandali, quindi non credo che si scompongono più di tanto, che le loro idee sono abbastanza, diciamo, ormai sono abbastanza decisi su quello che vogliono, credo, che questi scandali sono quelle cose che fanno parte, diciamo, della politica italiana, purtroppo è così.
Ecco, visto che lei è inglese, una valutazione su quella che è il panorama politico italiano. Se potesse riassumere in poche parole, con pochi aggettivi, la politica italiana, che cosa direbbe ai suoi concittadini inglesi? È che non guardare le apparenze, secondo me è questo, sì. Che sotto sotto comunque sì, c'è sostanza. C'è. Ecco, c'è sostanza, un bell'augurio, ed è quello che ci auguriamo anche questa sera con la nostra trasmissione, di poter mettere in luce anche la sostanza di ciò che si profila per la Regione Veneto. Lo facciamo insieme ai nostri ospiti di questa sera, ve ne presento tre perché un quarto è in arrivo. Abbiamo Leonardo Padrin, consigliere regionale del Popolo delle Libertà. Buonasera. Abbiamo Maurizio Conte, segretario della Lega Nord Liga Buonasera. Veneta di Padova, nonché consigliere provinciale, regionale. Consigliere regionale, quindi abbiamo Giovanni Gallo, capogruppo in Consiglio regionale Buonasera. del Partito Democratico, e poi stiamo aspettando Antonio De Poli, che è tra l'altro coordinatore dell'UDC, portavoce nazionale e deputato appunto dell'UDC, quindi alcune persone che su questi temi, su quello di cui vogliamo parlare questa sera, hanno molto da dire. Abbiamo sentito la gente, avete anche voi la possibilità attraverso gli SMS di dire la vostra, fatelo pure, il numero lo vedrete, anzi lo state già vedendo in sovraimpressione, 392 666 0099, una pausa pubblicitaria, intanto speriamo che arrivi anche l'onorevole De Poli. A tra poco. Bene, eccoci qui in Fatti Nostri, siamo ai nastri di partenza di una campagna elettorale che sicuramente riserverà molte sorprese. Già ci sono stati dei pronunciamenti per quanto riguarda il Veneto, e quello di cui parleremo con i nostri ospiti di questa sera. Naturalmente siamo all'attualità vista da nord-est e diciamo qualche spunto l'attualità ce l'ha data in termini politici, anche più in senso generale. Io vorrei così sentire un qualche giudizio da parte dei nostri ospiti. Comincerei con Giovanni Gallo, questione Marrazzo, questione Rutelli. Credo che in questo momento naturalmente il Partito Democratico stia soffrendo o ne esce, con che spirito ne esce? Ecco. Dalle elezioni primarie in cui sono andati a votare in tutta Italia 3 milioni di persone, un dato enorme che tra l'altro ha sancito l'elezione di fatto a segretario nazionale del nostro partito di Pierluigi Bersani. Direi che siamo in ottima salute, perché vorrei vedere altri partiti che portano al voto 3 milioni di persone. Ecco. È un esempio unico non solo in Italia ma anche in Europa, ecco, di una dimensione così vasta di coinvolgimento. Tra l'altro gli ultimi sondaggi dicono che il Partito Democratico viene valutato oggi attorno al 30%, quindi recuperando molti consensi in più di quelli che aveva solo qualche mese fa. Poi è vero, ci sono stati contemporaneamente i casi Marrazzo e poi c'è stata anche la vicenda di Rutelli, che ha agitato un po' la situazione politica a livello nazionale, però non direi che questo cambia. Ecco, da nord-est che cosa vi aspettate da Rutelli? Che tra l'altro mi pare annunciato per lunedì, credo che lunedì sarà a Mestre. Ma sarà una scelta sua quella che andrà a compiere. La rispettiamo, ma mi pare che non è la scelta che hanno compiuto 3 milioni di persone che hanno investito sul Partito Democratico partecipando a quell'evento politico che sono state le primarie. Ecco. Ci sono milioni di persone che credono nel progetto del Partito Democratico, hanno voluto partecipare proprio per dire che questo progetto deve essere rafforzato. Sempre visto da nord-est, Padrin, questa telefonata di Berlusconi che ha suscitato tanto
tanto clamore e anche tanto... Quale telefonata? La telefonata di... Sì, perché ne ha fatte tante, è vero. Ma la ne telefonata... manca ancora una. La telefonata, diciamo, per avvertire Marrazzo che c'era questo video che girava... Beh, credo sia una cosa che gli fa onore sotto tutti i punti di vista. Credo che il suo comportamento, peraltro, sarebbe stato il comportamento di molti. Nel momento nel quale si va a colpire un avversario politico o si va a colpire una persona su aspetti sulle quali io non voglio esprimermi, ma comunque utilizzando un fatto personale, probabilmente anche una debolezza personale, si commette un reato attraverso un ricatto, comunque avvisare che sta succedendo questo, io credo sia un rispetto umano verso una persona che in quel momento evidentemente si trova in difficoltà, per cui tanto io sono convintissimo che l'ha fatto Berlusconi, ma le avrebbero fatto anche molti altri di molti schieramenti politici, voglio dire. Certo, ecco, questo aspetto, questo rapporto tra vicende personali, vita privata e vita pubblica è un tema di cui parliamo fra un attimo. C'era Conte che diceva però manca una telefonata di Berlusconi. Sì, manca una telefonata forse al presidente uscente Galan, che aspetta di capire cosa farà nel futuro. E questo che cosa farà da grande. Un aspetto che secondo noi però, da quello che ci risulta, sembra che la questione sia già chiusa, ma non dall'ultimo, da quando sono state fatte le politiche. L'accordo non è limitato al Veneto, limitato a quella che è una pura spartizione di regioni. L'obiettivo è un obiettivo politico in cui la Lega ha sempre messo in chiaro, anche e soprattutto a Berlusconi, che le riforme a livello nazionale hanno bisogno anche di una propulsione che parte dal territorio, in particolare dalle regioni. E quindi questo sarà un aspetto su cui verterà anche la prossima campagna elettorale. Ecco, tra l'altro si è parlato molto in questi giorni del tema Galan, Zaia, chi sarà il presidente, chi sarà il nuovo governatore del Veneto, dimenticando che probabilmente gli elettori si dovranno esprimere e forse il PD ha qualcosa da dire a questo punto, o si sente già fuori di tutti i giochi? No, in realtà è stato anche fatto un sondaggio che dice che se ci fosse questa spaccatura tra PDL e Lega, certo, ecco, poi ne parleremo di questo anche sondaggio, il PD insieme con i suoi alleati di centrosinistra potrebbe contendere la guida della regione, quindi è una partita aperta, ecco, in cui noi giocheremo la nostra parte. Abbiamo da concludere l'iter congressuale con l'assemblea regionale che sceglierà il segretario regionale del Veneto il 15 di novembre, dopodiché saremo pienamente in campo con la nostra forza, con le nostre idee. Le do già la risposta, ecco, ci sono dei candidati governatori in altre forze politiche e nel PD non c'è un nome, si è fatto quello di Flavio Zanonato. È un nome... Si aspetta il 15 di novembre prima di presentare un'ipotesi di candidatura? Noi crediamo che sia la coalizione nel suo complesso, la coalizione a cui puntiamo, la coalizione che vede ovviamente non solo noi ma anche tutte le altre forze del centro-sinistra che deve esprimersi. Se c'è un nome che convince tutti sarà il nome che proporrà la coalizione nel suo complesso, altrimenti utilizzeremo delle primarie come le elezioni che scelgano il candidato che vorremmo proporre. Un albuzio, insomma. Ma insomma abbiamo anche altri nomi, appunto Zanonato, c'è stato fatto il nome della Puppato, insomma c'è la possibilità di valutare il nome che convince di più per raccogliere il maggior numero di consensi a livello regionale. Per certi aspetti forse potremmo essere nella serata giusta, abbiamo il derby Cittadella-Padova, poi magari vediamo, per chi ci segue in diretta naturalmente, vediamo se c'è qualche risultato da comunicare, ecco, potrebbe essere un derby in qualche maniera anche quello tra, diciamo per le regionali, un derby Bitonci-Zanonato? Credo che Padova abbia più abitanti di Cittadella, ecco, e quindi sarebbe un derby impari per Bitonci, che la città di Padova. Ci dicono che il Cittadella sta vincendo 1-0, ma non era un auspicio, cioè no, è un fatto sportivo e basta, ecco, ci hanno detto questo. Mi confermate 1-0 per il Cittadella?
Sì, pare di sì. È un peccato che lo stadio di Cittadella abbia solo 7.000 posti, perché credo che in una serata come questa ne avrebbero riempiti 50.000. Certo, sì, e questo è uno dei... Sì, la differenza dello stadio di Padova rispetto al resto della provincia è che magari la Lega ha tanti piccoli stadi in tutta la provincia. Insomma, fa sempre propaganda. Ma se questi erano i confronti che ha fatto Gallo nei confronti di una grande città, c'è anche tutta una provincia. Dopotutto l'ho provocata io la cosa, quindi indubbiamente. Allora, ritorniamo un attimino al punto di partenza per chiudere anche un attimo la riflessione su quella che è la situazione politica in generale, il rapporto tra vita privata e vita pubblica. Su questi temi abbiamo sentito un'istituzione in Veneto che è l'Istituto Rezzara di Vicenza, con il suo direttore Monsignor Dalferro. Lo ha intervistato per noi Giulia Salmaso. Sentiamo che cosa su questo tema, sul tema delle regionali, sulla situazione politica, sull'approccio che le persone hanno con la politica, ci ha detto appunto il direttore dell'Istituto Rezzara. Ormai siamo abituati a queste elezioni periodiche e anche a toni molto alti, per cui a un certo punto bisogna anche nei giudizi fare degli sconti notevoli, ecco, perché sono delle conflittualità qualche volta anche di gruppi o personali che emergono in queste occasioni. Quello che preoccupa a mio parere è che sotto queste polemiche personali non affiorano i veri problemi del Veneto. Il Veneto oggi è in crisi, un Veneto ricco, un Veneto con una tradizione anche culturale notevole, ma che non è sufficientemente, a mio parere, aiutato ad emergere. Ecco, io continuo a domandarmi se la cultura veneta, con la sua forza di iniziativa, di autonomia, di intraprendenza, è riuscita a far decollare il Veneto negli anni 70, mi domando, siamo capaci oggi a lavorare proprio sulla cultura perché ci faccia uscire dalla crisi, oppure finita la crisi ci aiuti alla ricostruzione? Ecco, questi discorsi io non li sento e io invece riterrei fondamentali. Io credo che nella misura in cui i comuni, le regioni, gli enti locali sanno guardare i problemi e un tantino anche staccarsi dalle polemiche nazionali, io credo che ne avremo un grande vantaggio. Invece purtroppo tutto è sempre collegato e forse non è che i giornali facciano un buon servizio perché esagerano continuamente, esasperano i fatti personali e a un certo punto speriamo anche a livello nazionale di uscire da questa palude di tanti discorsi individuali per arrivare ai veri problemi del Paese. Monsignor Dalferro, dal vostro osservatorio privilegiato che va addentro le questioni delle cose, dall'Istituto Rezzara insomma, qual è la vostra visione dell'interesse della gente nei confronti della politica? Ma io credo che la politica purtroppo sta diminuendo sempre di più di interesse. Anche nella ricerca recente che abbiamo fatto sui giovani troviamo uno scarsissimo interesse per il discorso politico, perché sono in fondo nauseati di una realtà che non è reale, che è così fittizia e quindi è proprio un abbandono. Questo è il problema più negativo, perché il dibattito politico ci potrà essere anche acceso, ma quando scende a determinati livelli proprio non interessa più a nessuno e crea disgusto, indifferenza e per i veneti anche ritorniamo all'autonomia, facciamo per conto nostro, non ci interessa tutto questo perché questo in fondo è anche nella cultura tradizionale del Veneto. Ecco, queste sono così alcune preoccupazioni che ritornano sempre quando si parla di politica, disaffezione alla politica. Intanto ci ha raggiunto anche l'onorevole Antonio De Poli, o senatore? No, quale onorevole. prevale? Onorevole. Sì, è deputato, ecco, ma pensavo che prevalesse il senatore di prima. Antonio no. De Poli, quindi siamo Antonio più sereni tutti quanti. Siamo più sereni tutti. Deputato dell'UDC, coordinatore veneto dell'UDC e anche portavoce nazionale del partito. Io riassumo così molto brevemente alcune cose che abbiamo sentito anche un po' dalla gente, perché credo che valga la pena spendere altri 5 minuti prima di entrare poi nella campagna elettorale veneta su questi temi. La questione Marrazzo sono cose fatte ad arte, diceva un po' la gente che abbiamo incontrato per strada.
la vita privata è vita privata anche per un politico e va rispettata in quanto tale. È un disastro generalizzato, ma c'è sotto sotto anche della sostanza per la politica e, come abbiamo sentito appunto da Monsignor Dal Ferro, c'è un dato che preoccupa ed è il mondo giovanile che risulta, se non nauseato, indifferente alla politica. Così complessivamente, ecco, abbiamo sentito l'opinione degli altri ospiti, che cosa possiamo dire di questa settimana, di questi ultimi avvenimenti? E poi una domanda, ma la faccio subito dopo la sua risposta. Ecco. Ma credo che tutto quello che è successo fa parte di uno stile di vita di questa società che allontana i valori, i principi che ci hanno insegnato i nostri padri. E credo che questa sia una considerazione da riflettere, che riguarda non solo i giovani, di cui noi non riusciamo a insegnargli chiaramente i percorsi della vita come ce li hanno insegnati noi, ma riguarda anche noi adulti rispetto alle cose che vediamo tutti i giorni. Credo che questi fatti siano fatti di umani e di persone che hanno un po' perso il giusto percorso della vita. Ecco, credo che queste siano le considerazioni reali, a prescindere che siano pubblici, che hanno incarichi pubblici o meno. Io credo che siano proprio aspetti umani di percorsi che oggi più che mai si stanno perdendo e si tramutano i nostri figli, che chiaramente guardano con disaffezione sempre più la politica, guardano con disaffezione sempre più la cosa pubblica e corriamo il rischio di perdere rispetto a quelli che sono i veri principi, i veri valori e altrettanto quelli sono i veri problemi che oggi abbiamo in Italia. Migliaia e migliaia di persone che rimangono senza lavoro, centinaia e centinaia, migliaia di aziende che stanno chiudendo, specialmente nei nostri territori del Veneto, la piccola azienda familiare, l'artigiano, il piccolo commerciante, il mondo agricolo in difficoltà, e corriamo il rischio di correre dietro ai vari gossip che stanno avvenendo da una parte o dall'altra delle situazioni, senza invece fermarci con serietà a guardare le cose. La domanda era quella che poneva poi Monsignor Dal Ferro, se è colpa dei giornali, delle televisioni che enfatizzano, ma prima un'altra domanda, visto che abbiamo il portavoce nazionale dell'UDC, Rutelli entrerà nell'UDC o no? Ma io credo che anche il progetto dell'UDC oggi è un progetto che guarda il futuro, quindi domani ci sarà un'area di centro, che convoglierà tantissime persone, almeno quello che noi speriamo e crediamo, e che su quest'area ci sarà il futuro della nostra Italia, un futuro che guarda agli aspetti concreti, alle risposte concrete, ai bisogni della gente, non solo politica urlata, non solo slogan, ma bensì i problemi veri della gente. Quello che noi vogliamo fare, e lo faremo, abbiamo già iniziato il percorso, lo faremo per le regionali, ma in modo particolare il progetto politico continuerà dopo. E su questo formeremo questa nuova area che si chiamerà non più forse Unione di Centro, si chiamerà qualcos'altro, ma che a prescindere dai nomi, dai simboli eccetera, ma vuole ritornare a rappresentare la gente e credo che questo sia l'aspetto primario prima di tutte le altre cose. L'onorevole De Poli glissa sulla domanda, non sappiamo se Rutelli entrerà nell'UDC. Ma non entrerà nell'UDC nel senso del partito dell'UDC, entrerà in quest'area e lo farà anche per le prossime scadenze elettorali. È proprio questo la novità del progetto politico, che noi stiamo facendo un percorso diverso per ottenere un'area nuova, cioè, quindi andiamo oltre, siamo saltati oltre lo steccato, se fossimo a Venezia oltre il canale diremmo, al di là del canale anche in dialetto veneto. E credo che questo sia l'aspetto fondamentale, per riportare una politica reale e concreta, per cercare, non sempre si riesce, ma cercare di dare risposte ai problemi. Oggi si parla meglio di Marazzo che di Berlusconi, meglio della Escort che delle altre cose, voglio dire, no, oggi c'erano le vignette con la Ford, però a prescindere da questo, non sono mica questi i problemi dell'Italia, certo. I problemi dell'Italia sono altri. Ecco, butto lì la domanda, chi mi vuole rispondere, colpa dei giornali che enfatizzano eccessivamente e che vanno veramente a scavare nella vita privata oltremodo, non soltanto dei politici, ma lo abbiamo visto anche in altre vicende, pensiamo per esempio alla vicenda dell'Avvenire, la vicenda Boffo, ma colpa dei giornali o politici o personaggi di spicco imprudenti? Ma forse l'una sì, prego. L'una è l'altra cosa. Noi non possiamo lamentarci dei giornali quando fanno delle cose che ci dispiacciono
Io vorrei che le scelte venissero fatte nel momento nel quale non ci riguardano più da vicino. Mi viene in mente su Rutelli, se Rutelli nel momento in cui accetta le primarie, pur primarie con meno partecipanti di quelle precedenti, come fa a non accettare le primarie e non accettare il risultato? Cioè, pur parlando in casa d'altri, ecco, sono cose che sono troppo legate le une alle altre. Allora, i giornali oggi si occupano di tutto, senza nessuna remora. Non è possibile che non vadano bene quando colpiscono chi è più vicino a noi o chi ci rappresenta di più. Se i giornali devono avere un limite, io non so se lo debbano avere, nel senso che è un dibattito secondo me molto più ampio e dovrebbe essere totalmente slegato dalla politica. Sì, tra l'altro fa parte della storia del giornalismo, anche del senso stesso dell'informazione, certo. L'etica professionale, cioè si mescolano. Allora, nel momento nel quale ciò che viene scritto di fatto è molto gradito, evidentemente i giornali sono uno specchio della società, perché altrimenti le notizie di un certo tipo sarebbero ignorate. È lo stesso discorso di Santoro. Nel momento in cui Santoro promette sesso in TV, gli ascolti salgono. Indubbiamente, ed è quello che dovremmo fare anche noi come Telechiara a questo punto, verrebbe da pensare, ma è meglio di no, è meglio di no. Gallo, su questo tema? Insomma, i giornali, le televisioni fanno il loro mestiere, insomma, il punto è che chi è un personaggio pubblico, chi fa politica, insomma, che come tale diventa personaggio pubblico, sa che anche il suo privato non ha più quella tutela della privacy come sarebbe se non avesse questo ruolo, ecco. E quindi c'è sicuramente responsabilità anche in chi ovviamente si espone personalmente, poi compiendo determinate scelte nella propria vita privata, poi all'attenzione dei media, ecco. Quindi io penso che però, ecco, è vero, c'è forse un'attenzione maggiore su questi aspetti e meno invece su una condizione che oggi vivono centinaia di migliaia di persone, per esempio nella nostra regione, che sono licenziate, che vivono drammi familiari terribili perché perdono il posto di lavoro e non hanno una prospettiva davanti. Occorrerebbe forse una maggiore attenzione su questo tema e su come la politica può aiutare queste persone, invece che, come dire, dedicarsi maggiormente a questi aspetti. Però fanno più notizia, ecco, questi aspetti, e quindi magari fanno vendere di più, ecco. E quindi c'è anche una spinta dell'informazione verso questo modo di fare informazione. C'era una delle persone che abbiamo sentito nella piazza trevigiana, diceva ma in realtà sembrano cose fatte ad arte, forse sono cose fatte ad arte. A chi conviene pescare nel torbido, diciamo, mettere in evidenza questo è un casi di aspetto, questo appunto, tipo? un conto è l'informazione, che è necessaria e anche dovuta in base all'attività del giornalista. Ma la politica che poi appunto utilizza magari un certo tipo di informazione per tentare appunto di competere in maniera diversa nei confronti dell'avversario politico. Allora è questo che forse i cittadini non riescono più ad ammettere e a comprendere, che la politica entri in quell'ambito della sfera personale o in quelli che sono aspetti di un'informazione deviata, perché questo è l'aspetto su cui può incidere poi il risultato elettorale. Noi dobbiamo guardare quindi a un'informazione che veramente si allontani da quello che può essere l'aspetto politico. Lo stesso lo vediamo nel discorso della giustizia, con certi tipi di sentenze o dell'operato di certi magistrati che secondo noi appunto nella politica utilizzano anche l'aspetto giudiziario. Sì, o comunque incidono fortemente. Abbiamo una breve pausa pubblicitaria, poi entreremo proprio nel vivo della questione, visto che abbiamo proprio protagonisti di primo piano per quella che è la questione, la domanda del giorno: chi saranno i candidati? Non dico chi sarà il governatore, perché qualche volta
si dice quale sarà il governatore del Veneto, credo che spetti agli elettori dirlo sicuramente. Adesso ci si chiede quali saranno i candidati, perché così capiremo anche quale sarà probabilmente anche una proposta politica per le prossime elezioni. A tra poco. Bene, eccoci ancora in Fatti Nostri con così un approfondimento, uno sguardo a questo inizio di campagna elettorale per le elezioni regionali. Adesso entriamo davvero nel vivo del tema di questa sera, vale a dire le candidature per la presidenza, per il governo del Veneto. Francesca Iuculano a Treviso ha provato a chiederlo, naturalmente a chiedere perché la Lega richieda la presidenza della Regione del Veneto. Lo ha chiesto naturalmente a due protagonisti fondamentali, uno è il segretario della Lega Nord e l'altro una persona rappresentativa per quanto riguarda il mondo della Lega Nord e Lega Veneta, che è il presidente della provincia di Treviso. Sentiamo che cosa hanno risposto. Sindaco, chi sarà il prossimo presidente della Regione Veneto? Ma certamente un aderente alla Lega, un leghista, di nomi ne abbiamo e quindi non è questo il problema. L'importante è che la Regione è nostra. Quindi secondo lei Galan se la dovrà mettere via? Ma non è questione di mettere via, io sento che si dice beghe fra Lega e PDL eccetera. Non è questo il fatto, credo che noi siamo stati alleati con questo governo, ma già dall'inizio, quando ancora c'era la Casa delle Libertà, e abbiamo avuto candidati delle regionali che erano dell'UDC, erano dell'IAN, erano di Forza Italia, noi finora non li abbiamo mai richiesti, quindi credo sia anche, se si vuole essere in alleanza, sia anche logico e giusto che si possano avere delle regioni al nord. Ovvio che noi abbiamo qui un trevisano che è in pole position per essere il candidato governatore della Regione del Veneto, un giovane che ha già dimostrato tantissime qualità e credo che la squadra sia tutta coesa nella sua nomina, per cui da parte della Lega Nord c'è la massima convinzione che Luca Zaia sia la persona giusta per il governatore della Regione del Veneto. Presidente, come vede il panorama politico della Regione Veneto in questo momento? Ma io credo ne parlavamo proprio ieri. Ieri ho fatto un incontro col presidente dell'ANCI Veneto, abbiamo fatto un incontro assieme agli industriali di Vicenza ed è emerso ancora una volta una mancanza di questo governo Galan, la volontà di lavorare in sinergia e in squadra. Credo che la Regione del Veneto abbia bisogno di un governatore che sappia poi fare anche squadra con il territorio, per cui con province, con comuni, col tessuto artigianale, industriale, commerciale, del volontariato, per cui lavorare più a stretto contatto con tutta la rete territoriale. Di che cosa hanno bisogno i veneti oggi? Di che cosa ha bisogno il Veneto per risollevarsi da questo momento di crisi? Di certezza, di concretezza, ma soprattutto di ottimismo per il futuro, perché se ci si adatta e ci si adagia a situazioni, diciamo, purtroppo è così, la cosa non va avanti e non va bene. Ecco, questi erano un po' dei pareri anche abbastanza scontati. Abbiamo sentito un segretario della Lega Nord, Lega Veneta, un tantino prudente, non ha fatto nomi, mentre per Muraro il nome era abbastanza ovvio, e vale a dire il ministro dell'Agricoltura Luca Zaia. Quali sono i nomi intanto che ci sono sul tappeto, Conte, per quanto riguarda la Lega? Noi non facciamo una questione di nomi, perché l'obiettivo, l'abbiamo detto prima, è quello di rafforzare delle posizioni politiche a livello territoriale per rafforzarle a livello nazionale. Quindi avere la presidenza della Regione Veneto, secondo noi, vorrebbe innestare sicuramente una spinta ulteriore a quello che può essere l'aspetto del federalismo, avere veramente una regione che inizi a portare a casa delle deleghe, delle competenze e di conseguenza anche delle risorse. Questo non per andare contro, qualcuno parla che la Lega è sempre stata contraria alle grandi opere. Noi dobbiamo avere veramente
l'attenzione a quelle che sono le reali necessità di una regione come quella del Veneto, che ha bisogno delle grandi infrastrutture, ma ha bisogno e attenzione soprattutto a quello che è l'aspetto delle nostre imprese, a garantire il posto di lavoro ai nostri operai, per garantire appunto una qualità sociale adeguata a una regione come quella del Veneto, che in questi anni, non possiamo non ammettere, è cresciuta anche sotto il peso politico, ma questo peso politico dobbiamo sfruttarlo. Ecco, Giancarlo Galan non è rimasto alla finestra a guardare, ad ascoltare solo, ma ha reagito naturalmente anche a tutto questo. Ha detto per esempio che Zaia va benissimo ma dovrebbe imparare. Lui è andato a scuola per 15 anni per essere governatore del Veneto, e Zaia deve cominciare. Non so, all'interno del Popolo della Libertà, Padrin, che tipo di riflessione si fa di questo annuncio di Bossi, quanto ha sconvolto? Ma diciamo che questo è comunque un dibattito aperto e sono mesi che si susseguono informazioni che in realtà sono opinioni autorevoli, molto rispettabili, ma opinioni. Il dato politico dal quale noi partiamo è quello di dire che negli ultimi 15 anni nel Veneto si è ben governato. Si sono fatte cose importanti, utili, cose che altre regioni non sono riuscite a fare. Noi riteniamo che anche il risultato conseguito dalla Lega Nord sia parte di questo successo, e quindi anche la Lega Nord ha beneficiato di essere in una coalizione di governo che, pur in un dibattito interno che è molto libero, alla fine sulle grandi cose ha fatto il risultato pieno. Allora noi a fronte di questo diciamo bene, noi siamo in grado di garantire che il futuro sarà almeno come il passato, se non migliore. La Lega dal suo punto di vista dice noi siamo a un livello di rappresentanza tale per cui chiediamo che sia un nostro candidato. Io credo che a loro sia una richiesta legittima e che le nostre posizioni siano altrettanto legittime e rispettabili. È un dibattito aperto, che poi non è vero che è solo a Roma, è un dibattito che esiste anche qua, che è meno spettacolare rispetto a quello che accade a Roma, perché aspettano a Milano fuori, quando escono dalle riunioni, i giornalisti cercano di strappare una battuta, un'opinione anche oggi sui giornali. Qui è più sommesso, però è quello che accade quasi dovunque. Sì, probabilmente il Veneto ha anche dei giornalisti più discreti che davanti a risposte del tipo su questo mi sono già pronunciato, stan zitti. Beh, ci sono dei comuni, senza fare il nome, che sono San Giorgio in Bosco, Galliera, Fontaniva, anche Cittadella stessa, dove c'è un'alleanza Lega Nord, Popolo della Libertà, e questo dibattito è vero, è vivo, è ben forte, ma partendo dal presupposto che entrambi finora abbiamo goduto di questa alleanza e i veneti da questa alleanza hanno portato a casa molto, per cui il dibattito è una parte di quello che precede le elezioni, poi ci saranno i candidati, poi ci sarà il successo e avremo comunque nel Veneto una coalizione fatta da partiti che governeranno bene. Io vedo che Gallo sul molto magari avrebbe qualcosa da ridire, però prima l'abbiamo capito, ecco, inutile che sottolineiamo questo aspetto, perché chiaramente per il Partito Democratico si tratta di una riflessione, ma almeno come profilo, che profilo immaginate per un vostro candidato al governo del Veneto? Quale dovrebbe essere il profilo per il Partito Democratico? Il profilo di un amministratore, comunque di una personalità del mondo della cultura, insomma una figura che sia fortemente rappresentativa di questo territorio. Ecco, quindi noi ne abbiamo diversi, si tratterà di fare una valutazione ovviamente comune con i nostri alleati, e siccome già amministriamo una parte rilevante del territorio di questa regione, possiamo mettere in campo certamente competenze che abbiamo acquisito e anche capacità significative di governo. Ecco, quindi saremo in grado di proporre certamente una figura di alto profilo.
E veniamo all'UDC, onorevole De Poli. Allora, intanto da che parte starà, come si schiererà l'UDC in Veneto? Oggi al governo insieme al Popolo delle Libertà, insieme alla Lega, una sorta di anomalia per così dire italiana che continuerà o su cui ci sarà qualche passo indietro? Ma io credo che noi con coerenza abbiamo fatto un patto con gli elettori e quindi siamo nel percorso con la Giunta Galan oggi all'interno del centrodestra con molta serenità, non abbiamo fatto nessun altro tipo di considerazione. A livello nazionale 2 anni fa abbiamo scelto di fare un'alleanza di centro con l'Unione di Centro e oggi siamo uno dei 3 poli all'interno del schieramento del Parlamento italiano, il centrodestra, il centrosinistra e il centro che è rappresentato da noi. Altrettanto sul livello regionale noi consideriamo il governo Galan con il Presidente che ha governato bene, quindi se ci sarà noi come abbiamo ribadito più volte saremo con lui in questo percorso con molta serenità. Se questo non fosse e quindi non si può condividere progetti e programmi che noi andremo a verificare, con molta serenità presenteremo un nostro candidato e faremo la nostra corsa. Quindi non ci sono anomalie, ma ci sono valutazioni che nel territorio regionale del Veneto andremo a fare con i nostri dirigenti, proprio come la direzione nazionale ha dato mandato. Quindi con molta serenità qui nel Veneto, né a Milano né a Roma, ma qui da noi per scegliere chiaramente la nostra strada, che vuole in modo particolare scegliere i percorsi che sono vicini alla gente per dar forza e voce alle persone che sono in difficoltà, da chi è senza lavoro, ai nostri anziani, ai nostri figli, alle famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese, alle nostre aziende che continuano a chiudere, che non si tolgono gli studi di settori, ai comuni che non si leva il patto di stabilità, a azioni concrete di sostegno a quelle che è le nostre infrastrutture e quella che è la nostra società veneta. Io credo che questi siano i problemi. 10 punti di programma per condividere un percorso dei veneti ai veneti, a prescindere anche dagli stessi simboli, dai stessi partiti che noi vogliamo rappresentare, perché credo che oggi più che mai in Veneto ci debba essere una squadra che guardi a quelli che sono i problemi oggi che ci sono in essere, non i grandi contesti meglio nazionali o di altro genere che vediamo tutti i giorni. Certo. Ecco, per restare e poi chiudere sul tema dei nomi e dei profili, c'è stato l'Istituto Crespi Ricerche che nei giorni scorsi è stato pubblicato, mi pare proprio 3 giorni fa, tra l'altro da Affari Italiani, ha realizzato appunto una sorta di sondaggio immaginando 3 scenari diversi. Poi mi direte che cosa ne pensate di questi 3 scenari e del risultato che poi ne esce. Allora, il primo scenario sarebbe di questo tipo. Galan si presenta con il PDL contro la Lega Nord e contro il centro-sinistra. L'esito di questo scenario è che vince il centro-sinistra, qui si propone appunto Flavio Zanonato come possibile candidato con il 36%, mentre con il 35% uscirebbe Galan e terzo il leghista eventuale Luca Zaia. Cosa ne pensate di questo scenario? Così molto rapidamente. È uno scenario plausibile che il PDL si presenti, lo chiedo prevalentemente a Padrin naturalmente, si presenti contro la Lega Nord e contro il centro-sinistra? Io ritengo che questo sia uno scenario da fumetto, perché è un'alleanza che ha dato molto e che può dare ancora molto. Poi in politica tutto può capitare, tutto può avvenire. Peraltro quel tipo di risultato, voglio dire, sì, pensieri in libertà, perché dal punto di vista scientifico, quando si fanno i sondaggi, c'è sempre una percentuale che è di indecisi. Se poi qui aggiungiamo che ci sono variabili di tanti tipi, insomma, è l'esercizio di un ragionamento politico, quindi uno scenario perché giornalisticamente è in grado di attrarre attenzione. Ecco. Però è uno scenario che magari piacerebbe al centro-sinistra forse. Un scenario interessante, ma noi siamo tra l'altro per lanciare una proposta di alleanza
all'UDC. Ecco. Il centro-sinistra ha già aperto un tavolo, si è già riunito 2 volte. Io non credo anch'io, insomma, come Padrin, che lo scenario di una rottura tra centrodestra, all'interno del centrodestra, tra il PDL e la Lega sia un po' fantapolitica. L'impressione tra l'altro è che non ci siano i presupposti, se forse si potevano immaginare una settimana fa, forse adesso non ci sono. Credo che il dato interessante su cui ragionare è questo, insomma, va ad esaurimento un'esperienza che vedeva insieme UDC, PDL e Lega in Veneto, e se il governo del Veneto viene assegnato alla Lega è già annunciata la fuoriuscita dell'UDC. Ecco. Si pone un problema politico. Noi abbiamo già riunito il centro-sinistra attorno a un tavolo comune, abbiamo cominciato anche un approfondimento sul programma, ragioneremo dopo il 15 di novembre con l'elezione del segretario regionale anche delle candidature, però già dai partiti del centro-sinistra è venuto un appello che si apre anche nei confronti di una possibile alleanza all'UDC, ecco, quindi è un terreno che noi vogliamo esplorare, ecco. E se è possibile un'intesa, io penso che nel Veneto ci sarebbe la possibilità veramente di un cambiamento della guida politica di questa regione. Ecco. Tra l'altro è il secondo scenario che ipotizza l'Istituto Crespi, vale a dire Galan con PDL e Lega contro centrosinistra e UDC. Netta vittoria, tra l'altro, del presidente azzurro, dicono. Io credo che oggi il quadro sia, ho letto qualche giorno fa questa valutazione di Crespi, che mi lascia un perplesso su vari punti dell'interpretazione, ma credo che oggi il quadro del Veneto, se il Veneto è realmente un territorio, chiamiamolo così, fra virgolette, federalista, dove le scelte, visto che partono da qua tutte queste grandi valutazioni negli ultimi anni, visto che giustamente diceva prima Maurizio Conte che qui la Lega è uno, se non il partito di maggioranza relativa, comunque oramai vicinissima al Partito della Libertà. Ecco, qui sarebbe veramente entusiasmante una scommessa autonomista nel territorio veneto, che il livello nazionale lasci libero sia il PDL sia la Lega di fare una corsa proprio per capire effettivamente cosa avviene nel territorio veneto. Cioè, per noi questa sarebbe una cosa interessantissima, meglio con Galan, però è una cosa che sarebbe interessante, cioè, il fatto che la scelta del Veneto venga fatta a Milano da Bossi e Berlusconi, per carità sicuramente vinceranno, non è questo, però ci lascia perplesso quello che potrebbe essere un laboratorio invece che parte dal Veneto nazionale. Io credo che anche la Lega stessa potrebbe essere una gran prova di intervento sull'assetto federalista. Credo che sarebbe veramente interessante, ma lo dico a prescindere dai colori di appartenenza, perché io credo che ormai anche il bipartitismo è morto, il bipolarismo sta avendo grandi crepe, visto che le ultime, tra l'altro europee, il 34% degli elettori non hanno votato i 2 grandi schieramenti, PDL e PD. E credo che su questo, voglio dire, forse la gente sta cercando qualcosa di diverso, e un progetto nuovo dal Veneto potrebbe partire, voglio dire, e credo che questa potrebbe essere una bella scommessa per il futuro. Ma potrebbe, intanto Padova e Cittadella hanno pareggiato, quindi siamo alla parità, vediamo un po' il nostro derby come funziona, e un'ipotesi UDC, centro-sinistra, UDC, PD? Si sta già facendo in altre regioni d'Italia, non sarebbe una novità sconvolgente. Non sarebbe una novità. Nel senso che c'è una convergenza programmatica sui temi del sociale, della tutela dei diritti dei cittadini. C'è una convergenza, secondo me, obiettiva, insomma, che si può realizzare. Tanto più alla luce di quello che sta maturando in queste ore, insomma, questo annuncio di una decisione di tagliare l'IRAP perché provocherebbe poi il fatto che non ci sarebbero magari le risorse per garantire l'assistenza sanitaria attualmente presente sul territorio è un rischio pesante, ecco. Ma anche i tagli che sono caduti in questa regione
ai danni dell'assessorato al sociale di Valdegamberi, con ricadute poi pesantissime sui comuni della regione. Insomma, sono scelte secondo me che pesano, ecco, che hanno preoccupato e preoccupano i rappresentanti dell'UDC in regione, ecco, perché i cittadini del Veneto rischiano di non vedere più tutelata in modo adeguato la loro salute e soprattutto sul versante del sociale non sono più garantite come prima una serie di interventi che sono invece fondamentali. Sono temi su cui riflettere. Sì, ecco, su questo sicuramente i temi delle figure più deboli, sociali, eccetera, sono temi che a noi sono molto cari. Noi abbiamo proprio in Veneto, chiamiamo gli Stati Generali, il 28 di novembre, lì faremo la scelta rispetto a quelli che saranno progetti e programmi che vengono condivisi chiaramente nel territorio del Veneto. Oggi, se dovessimo scegliere, oggi noi siamo in una corsa chiaramente come Unione di Centro e chiaramente se c'è una candidatura Galan saremo lì. Chiaramente questo non esclude nessun altro tipo di valutazione, con molta serenità e serietà come lo stiamo facendo in tutta Italia. Ecco, quindi, però ecco, oggi noi ribadiamo questa considerazione. Un'ultima considerazione politica che riguarda un po' la sinistra, poi entreremo nel merito dei contenuti invece, che è l'aspetto che credo che ai cittadini in fondo, per quello che abbiamo detto questa sera, alla fine interessi davvero di più, ed è una questione che riguarda, diciamo, il PD e le altre forze di sinistra. C'è stato un pronunciamento di Veltroni che diceva, ecco, se oggi si pensasse alla grande coalizione, a una grande coalizione sarebbe il suicidio del PD e del centro-sinistra così nel suo insieme. Cosa ne pensa Gallo? Tanto che 3 milioni di elettori hanno sostanzialmente a larga maggioranza consentito a Pierluigi Bersani di uscire vincitore di una competizione in cui era chiara la sua proposta politica. La sua proposta è quella di ricostruire un campo del centro-sinistra che in questi ultimi anni si era rotto. Ecco. Quindi noi operiamo per ricostruire questo campo sulla base ovviamente di un programma comune, di una convergenza su un forte impegno a tutela del mondo del lavoro, delle imprese, che è la priorità poi indicata dallo stesso Bersani per il nostro partito e per la coalizione. Nel Veneto oggi abbiamo tra l'altro oltre 115.000 lavoratori che hanno perso ad agosto il posto di lavoro, ci sono 300.000 lavoratori che sono in cassa integrazione e la cassa integrazione non offre prospettive per il futuro. È il tema principale su cui occorre lavorare in questa regione, perché se non si interviene con una politica dal livello regionale che offra prospettive, aiutando il sistema delle imprese a reggere questa crisi pesantissima e poi a superarla, il rischio è che ci siano effetti disastrosi anche sul versante sociale. Ecco, è un punto rilevante principale, direi, su cui noi vogliamo lavorare. Ecco, e qui credo dobbiamo entrare veramente su quelli che sono perlomeno alcuni dei temi fondamentali che riguarderanno la prossima campagna elettorale. C'era un messaggio che passava, tra l'altro una sorta di provocazione, forse vale la pena, non so, avrà voglia anche di rispondere, diceva 3 milioni di persone che si sono presentate, diceva questo telespettatore, 3 milioni di extracomunitari. Ecco. Ognuno di quelli che è venuto ai seggi aveva la tessera elettorale, quindi è cittadino italiano, e votava, tra l'altro dando anche un contributo in termini di risorse perché questa iniziativa poi avesse anche possibilità di essere sostenuta adeguatamente. E tanti hanno dato molto di più di 2 euro, a dimostrazione del fatto che c'è una vicinanza a questo partito, ci si crede soprattutto sulla sua prospettiva politica, al di là di qualche scelta politica che farà qualcuno a livello nazionale, ma noi godiamo di un sostegno anche attraverso questa mobilitazione enorme che c'è stata, che
è straordinario. Certo. Ecco, avete già accennato a uno dei temi fondamentali e che segneranno sicuramente anche questa campagna elettorale, perché è la preoccupazione di tutti, vale a dire il mondo del lavoro, vale a dire il posto di lavoro. Cristina Pagnin è andata per noi all'assemblea di Confindustria Venezia che si è tenuta nei giorni scorsi, c'era anche la presidente nazionale di Confindustria Emma Marcegaglia, e sentiamo il servizio da Marghera che ci ha inviato. Marghera, Centro Vega. Nel padiglione Antares è in corso l'assemblea di Confindustria Venezia. In platea anche Emma Marcegaglia, che nel suo intervento lancia un monito alla politica. Torni ad occuparsi, dice, dei problemi veri, dei temi che interessano il paese, le tasse, la competitività, l'energia. Luigi Brugnaro, il neopresidente degli industriali lagunari, è d'accordo. L'imprenditore veneziano, leader nel settore delle agenzie del lavoro e patron della società di basket Humana Reyer, è stato eletto il 31 luglio con 37 voti contro i 32 raccolti da Luca Marzotto. Anche se lui dunque è il protagonista della serata, il successore ufficiale del presidente uscente Antonio Favrin, Brugnaro accetta comunque di scambiare due battute e noi gli chiediamo subito: chi gli piacerebbe fosse il nuovo governatore del Veneto? Beh, innanzitutto io penso che ognuno debba fare il suo mestiere. Io faccio l'imprenditore, l'ho sempre fatto, la politica deve essere al servizio dei cittadini. Io penso che se noi ci richiamiamo all'idea del servo, che non sotterra il bene che gli viene affidato, ma lo mette a frutto, io penso che appunto questa disponibilità, questa generosità da parte dei politici tutti, non solo del prossimo governatore o dei prossimi sindaci, ma sia proprio dell'intera classe politica, dell'intera classe istituzionale, allora faranno veramente un servizio al cittadino, un servizio al lavoratore, un servizio alle imprese, un servizio tutto sommato a tutta quella collettività sana che deve essere quella veramente difesa, perché allora riusciremo a ritornare a essere grandi come lo siamo stati per centinaia d'anni. Il valore di questo territorio è immenso, dobbiamo soltanto noi che abitiamo qua rendercene conto. Luigi Brugnaro non fa nomi, d'altra parte lo statuto di Confindustria proibisce per i suoi soci cariche politiche, ma sulle preferenze si può indagare, anche per capire che giudizio dà Brugnaro all'azione svolta fin qui da Galan e dalla sua giunta. Io lo giudico molto positivamente, mi sembra che viviamo in una delle zone più ricche d'Europa, credo che abbiamo dei grandi valori culturali, abbiamo due università, parlo di quella di Venezia e di Padova soprattutto come sistema, abbiamo delle grandi esperienze culturali. Viviamo, secondo me, su un'area che ha pochi confronti al mondo. Abbiamo vissuto bene, forse abbiamo vissuto anche troppo bene e ci siamo forse troppo adattati alla ricchezza, come se fosse un dato dovuto. Non lo è stato frutto di generazioni precedenti che hanno lottato, combattuto, lavorato molto, con molto impegno, con molta caparbietà, che hanno anche creduto nella tecnologia, nella scienza. Dobbiamo ricominciare da lì. Una cosa però è certa, se il governatore del Veneto non ha mai nascosto la propria sfiducia nel futuro della chimica, il presidente Brugnaro siede sul fronte opposto. Figlio di Ferruccio, figura storica del sindacato del petrolchimico, Brugnaro crede che il rilancio della chimica sia un fattore chiave. Guai a perderla, ha avvertito Del Paico, perché tutto il sistema delle imprese sarebbe esposto alla concorrenza internazionale e forse ai ricatti sui prezzi della materia prima. Insomma, una visione diversa. E allora, prima che ci lasci e torni all'assemblea, un'ultima domanda. Chiunque sarà, cosa chiederà Confindustria al nuovo presidente del Veneto? Che stia vicino alle imprese, che stia vicino al lavoro, che stia vicino alle persone. Che continui dei lavori già iniziati, che li porti a termine, mi sembra con grande passione come sta facendo, quello che c'è oggi. Credo che ascolti soprattutto sempre dal cuore la fatica delle persone e la loro passione, la loro generosità. Credo che questo potrebbe rappresentare al meglio i valori del Veneto. Ecco, credo posizione assolutamente condivisibile, vorrei sfidare qualcuno di voi a dire che non ha ragione, ma credo che il problema oggi sia proprio questo: quale sviluppo si può immaginare per il Veneto? Io comincerei proprio dalla Lega. Quali sono le sfide sulle quali poi la politica si dovrà confrontare, visto che vi candidate direttamente, non soltanto come compagine, ma assolutamente come in prima persona, come governo, come governatore del Veneto? Prima volevo rispondere alla questione. È impossibile secondo me un quadro di rottura tra PDL e Lega. Non è possibile, in base anche alle affermazioni di Galan, che possa correre contro un eventuale candidato magari della Lega insieme al PDL.
Dobbiamo ricordare che poi questa sfida a noi magari potrebbe anche essere di stimolo, soprattutto perché la Lega non è né di destra né di sinistra, perché l'abbiamo visto anche nelle ultime politiche e nelle ultime amministrative dove il mondo operaio si è avvicinato in maniera forte come elettorato alla Lega. I punti essenziali saranno quelli di non creare un neocentralismo regionale, perché questo è anche l'aspetto di una regione, come è stata magari gestita finora, che noi vorremmo ridimensionare. Ridimensionare sotto l'aspetto appunto di dare più competenze dirette al territorio, competenze anche gestionali. Non è possibile che una regione Veneto vada a gestire riparti di finanziamenti che vanno a incidere fino ai 1.000 euro per la sagra paesana. Allora è questo che noi dobbiamo garantire, che diventi veramente una regione, un governo regionale dedito a quella che è la legislazione regionale, a quella legislazione che può essere delegata alle regioni per quanto riguarda la sanità, le scuole, certi tipi di gestione territoriale che devono essere demandati. E poi dare la gestione delle risorse direttamente il più vicino possibile ai cittadini. Non possiamo pensare che un sindaco debba ogni volta andare in regione per fare l'ampliamento della scuola perché nel suo bilancio non ci sono le risorse. E questo è un aspetto fondamentale di quelle riforme che devono pesare nella prossima legislatura. Padrin per il Popolo della Libertà. Ma insomma, anch'io credo in questa coalizione, credo ci siano tante cose da fare utili ed importanti nel Veneto. Io ritengo che la chimica sia un processo concluso, che va ripensata quell'area che è un'area di valenza planetaria, è una grande ricchezza che noi abbiamo e che oggi cerchiamo di far sopravvivere più per far contenti i sindacati che non perché ci sia una prospettiva vera, perché comunque è un settore che se non fosse assistito sarebbe un settore che oggi non esisterebbe più in quella posizione. Sono convinto che ci aspetti una grande sfida, una sfida che significa progresso, significa futuro, significa solidarietà sia pubblica che privato-sociale, perché è questa l'evoluzione del welfare del Veneto. È questa l'integrazione che ci può essere nel Veneto e in questo il Veneto può essere un grande laboratorio, un grande elemento di innovazione. Poi tante altre cose purtroppo appartengono ai riti della politica e noi, anche non volendo, in questo momento li stiamo celebrando, ma forse perché non si può fare diversamente, ma passerà anche la campagna elettorale e quella sarà la politica vera. Ecco, intanto c'è un assessorato alle politiche sociali che è un po' disperato, oggi è nelle mani dell'UDC con appunto l'assessore Valdegamberi che è disperato per la scarsità di risorse per rispondere a tutto quello che... disperato perché era dell'UDC. Sì, infatti era un po' preoccupante. Forse questo è vero. Ma non credo, diciamo che per fortuna è nelle mani dell'UDC che ancora ha una attenzione e una particolarità verso le fasce più deboli della nostra popolazione. Io credo che qualsiasi tipo di governo in primis deve avere l'attenzione verso le persone e verso la famiglia, perché non ci può essere qualsiasi intervento dalle infrastrutture a qualsiasi altra cosa se non abbiamo l'attenzione verso le persone. Dal momento della nascita con i nostri figli, quindi l'educazione, la crescita, l'attenzione ai nostri giovani da potergli dare un futuro, a quelle che sono in età matura, il mondo del lavoro, quindi l'attenzione verso il lavoro, l'impresa e la costruzione della famiglia, non dimenticando i nostri padri, i nostri nonni. E qua vorrei chiedere un aspetto importante che era tra l'altro una proposta di legge che avevo fatto quando ero ancora assessore regionale, quello del fondo della non autosufficienza, che venga varato e che venga finanziato, perché sennò le due cose non è che funzionano, perché che non facciamo anche noi come sul livello nazionale le leggi a cornice e dopo non servono. Diamo subito una risposta, visto che siamo quasi in conclusione su questo. Ma altrettanto, che ormai se n'è dimenticato, non ne parla più nessuno, e questo è un aspetto grave, quelle che sono le politiche sulle persone con disabilità. Perché vedete, questo tipo di politiche appartengono a tutti, non è che appartengono a qualcuno. E non ci può essere un'Italia, un Veneto,
un contesto di qualsiasi genere se non abbiamo attenzione verso questo tipo di politica, perché da qua passano tutti, il percorso della vita, imprenditore, lavoratore, qualsiasi cosa passa attraverso queste cose. Ecco, noi partiamo da questo per poter chiaramente andare poi sugli altri aspetti. Questa è la differenza di un'area moderata che vuole dare risposte, ma prima di qualsiasi altra cosa guarda i valori della vita e chi li rappresenta. Noi vogliamo essere questi e chi condivide questi valori, chiaramente, noi con Galan, Galan può avere migliaia di difetti, come ognuno di noi, però da un punto di vista politico è uno dei pochi presidenti, io l'ho vissuto, che per tanti motivi, qualcuno dice perché non aveva voglia, qualcuno dice perché è bravo, però io guardo sul fatto concreto, ha dato la possibilità ai partiti di questa coalizione, almeno fino adesso, di poter esercitare il proprio progetto, il proprio programma, che poi è il programma di tutti, per poter portare avanti. Noi abbiamo esercitato questo progetto nelle politiche sociali in modo particolare, che poi fa parte del nostro DNA di essere partito di centro e chiaramente oggi UDC, Unione di Centro. Credo che questi sono gli aspetti che a noi in modo particolare ci interessano nel momento in cui diciamo chi condivide questo percorso, quello che saranno i nostri progetti, chiaramente potremo esserci nel percorso politico e amministrativo. Ecco, Gallo, in questo contesto è un po' difficile fare la differenza, credo. Sarà difficile fare la differenza anche a livello di proposta politica o no? Sono auspici quelli che ho sentito che vorrei poi si traducessero in realtà, ecco. Perché per quel che riguarda il trasferimento delle competenze in questi anni in realtà la Lega era anche al governo, non è stato trasferito nulla, ecco. E per quel che riguarda il sociale, nell'ultima finanziaria sono stati tagliati 13 milioni di euro in Veneto destinati alle politiche più significative. No, e tra l'altro adesso viene annunciato un taglio dell'addizionale IRPEF che viene coperto con una riduzione del budget assegnato alle unità sanitarie locali del Veneto di 120 milioni di euro. Io mi domando in questo modo dove andiamo a parare. Ecco. Allora, serve coerenza dal punto di vista politico, io penso. I Veneti hanno bisogno in modo particolare in questa fase di grande difficoltà economica, di non venire lasciati soli, in modo particolare le famiglie di coloro che perdono il posto di lavoro, le persone più deboli hanno bisogno di essere aiutate e io penso che una grande regione come il Veneto non può venire a meno a questo impegno. Per questo, per noi, ecco, questo è un punto rilevante della nostra azione politica anche dopo le elezioni. Ecco. Certo. Ecco, la differenza su questi temi, non so se c'è una visione, c'è uno scontro importante su questo a livello di mentalità. Noi siamo convinti che la risposta non sia aumentare le tasse, noi riteniamo che la risposta sia un nuovo welfare, un'integrazione fra il ruolo del pubblico e il ruolo del privato. Nel momento in cui noi sviluppiamo la regione, sviluppiamo l'economia, lì ci sono i soldi anche per i più deboli. Certo. Dobbiamo chiudere perché ormai il tempo, mi fa lo segno della regia, a nostra disposizione è chiuso. Su questi temi naturalmente ritorneremo, quindi ci diamo appuntamento ancora con i nostri ospiti. Naturalmente questa sera siamo riusciti a fare un ragionamento molto pacato, molto tranquillo. Manca ancora qualche mese, credo che probabilmente col tempo gli animi si accenderanno sicuramente e intanto li ringrazio per la disponibilità che ci hanno dato a intervenire questa sera. Vi ricordo che, come sempre ormai, subito dopo Fatti Nostri ci saranno le storie di Fatti Nostri e questa sera Mirko Cavallin ci racconterà una storia di ordinaria solidarietà. Perché resteremo davvero sorpresi della normalità con cui una giovane coppia decide di sostanzialmente vendere anche la casa che ha a disposizione per dedicare parte degli anni del loro giovane matrimonio a un intervento, a un'opera in terra di missione. Anche questa fa parte della storia, della nostra storia, che
che fa la piccola e grande storia di questa regione e di queste nostre regioni. Grazie per averci seguiti, buona serata e venerdì prossimo.